e diamo inizio alla cerimonia di commemorazione del 13 giugno per i martiri che qui caduti nel giorno della loro morte per affermare i principi della libertà, 13 giugno 1799. Qui il Presidente della Municipalità che deporrà la corona e un attimo dopo ci sarà il lancio dei fiori oltre le mura. D'altro lato, perché è più visibile. Ok, nel frattempo ti facciamo fare una passerella. Viviamo negli lieti carici della bellezza Giratevi un attimo! Allora, deposta la corona. Allora, adesso Marco Sacco dell'associazione Il Granello di Sabbia. Voce nel deserto. Voce nel deserto, o comunque il deserto con la sabbia. Lancerà i fiori. Sempre sabbia è. Diamo inizio a questa solenne commemorazione con lo spirito dell'ascolto e soprattutto dell'accoglienza, ascoltando dalle parole dell'attore Domenico Ingenito che ci introdurrà prima della lettura del testo. Un dispotico potere, inizia fuoco, infami e triti, solo all'uomo i primi diritti, uguaglianza e libertà, non v'è servo né signore, vincitor non viene vinto, solta l'uomo bello distinto, uguaglianza e libertà. Solo il popolo è sovrano, egli solo a scettro e brando, nasce dal suo comando ogni giusta autorità. Non v'è servo né sovrano, vincitor non viene vinto, solta l'uno e tre distinto, uguaglianza e libertà. Viva la Repubblica Napoletana del 1799! Basta i bocconi e tutti gli oppressori! È sempre molto bello stare in un momento di fervore e di bellezza. Ringrazio tutte le associazioni, ringrazio il professore Marotta per avermi invitato a condividere delle parole intorno alla rivoluzione del 1700. Mi sentite? Del 1799. Io ho scelto di leggere delle parole di Enzo Moscato, un poeta napoletano scomparso poco tempo fa, che ha dedicato all'evento delle rivoluzioni parole poetiche. Quindi il mio brevissimo attraversamento sarà attraverso la lingua della poesia di Enzo, che ha cercato di rendere sempre la lingua napoletana il diamante con il quale far risplendere la nostra città. Grazie mille. Questo testo è tratto sull'ordine e il disordine dell'ex macello pubblico e vorrei aprire con le parole che Enzo scrive nell'agosto del 1999 sulla rivoluzione e sul suo testo. Il pensiero sentimento,
che affiora e affonda di continuo in questi testi è indubbiamente un pensiero in versi, un pensiero effratto, frammentario, discontinuo, senza nessuna linea di continuità o di racconto, narrazione a corrervi in mezzo, se non forse nell'allusione, nel rimando nascosto, nella celatura di nomi, di eventi, di dati, quasi come se per narrare meglio, per dire di alcune cose, di alcuni sentimenti, di alcune gioie o paure a proposito del 1799, io avessi avuto bisogno di un velo e di una dimensione necessariamente lacerata, scoppiata, fatta a brandelli, irreperibile ormai nella sua integrità, nel suo dirsi, esprimersi per intero, senza fratture o slittamenti. Non c'è storia, insomma, in questa mia composizione multipla sulla rivoluzione, o forse non ce n'è, così come non ce n'è o non appare subito evidente nel lavoro poetico, nel lavoro per versi, i corpi del 99, i nomi del 99, il sangue versato del 99 furono del 99, oggi sono e non possono non essere che fantasmi, voci senza carne, virtualità, interrogazioni, ambigui soffi, sospensioni, sono forme poetiche. La rivoluzione è scoppiata, la rivoluzione non si fa più, la rivoluzione è viva, la rivoluzione non parli più, muta s'è fatta, sconfitta per sempre, sconfitta, ma che dico, inespressa piuttosto, chissà, annullata, vinta, cancellata nella sua sillabica, vocalica articolazione fonematica, come una parola, no, parole troppo forte ancora, balbettio, ecco, balbettio, forse va già meglio, come un balbettio che creature n'hanno fatta manca a tempo all'ombarà, hanno sentito lo sapore un coppa a lingua, o suono rinde orecchie, l'addore rintonasa, in canna si è fermata, sotto le tonsille, un embolo nient'altro, un'ambolla di respiro, uno schizzo soffocante di saliva, ovvero con un zucchero si è sciuopito sotto o palatame, tra la mole e papille gustative, e mai si è fatta annanzi a rive il labbra per esprimere chi era e che volevo, che poteva, facendosi parola a diventare. Amica mia, susata, che già canta nel Valle Roiorno, susita stu paglione, co vientemene già la miente vacca facendole per te. Che l'occhio miei, 1799, e morte ne vedettero, no? Calateri in ta fossa. Né la piedigrotte e cenere e chil che chiagnetto, viene rira a luci in albi, sputettere vedè. Già che prima se chiurettano, morto pure loro, insieme ai compagni morti, una piessanata. 1799, l'occhio mio, che l'occhio, giovane già vecchio, fissai in dritto muro per mie sallati palpebre chiata, o spicchi campanare a basso cielo fissai là tre piccerille, pistoletta a reta nuca, orinavano scugnata a dispiette in uio infurcato. L'una arravota popolo che vedevano sul mosso, ogni puntone credettemi brillare, rinda che la luce, rinda che l'urina, piezze limone sicca usate per fattura, vellicole sciugliute che senza formalina, ma tutte erano un suono, l'urto ma catarattella bizzarre stisienza accalurata, freva, orgasmo, pressa, e chi se n'ha dai. Nire manichine sarte, nire manichine, come dai a neve rinda a piazza, a neve, in lunghe filere gementi, mutilati, silenzi gocciolanti, fino a campanile sante che lui orna, che guardava stupietata miese in nuvole. E cento cavalli re, inserrate in scuderie, e cento cavalli per murse e paglia, a notte, priavano co solo, come a dei cristiani, venisse a schiare l'astro confortatoria. Ma o solo indetti nozza, tienami che mi tenga, pazziava che lo sole, che macchiere e cammisa una settimana, e che un'altra notte lisciava, si faceva calato uno pisami dall'acqua e non veniva. E noi, che siamo gli ultimi ed i primi, noi che siamo spoliandi, morituri, sotto a rossa angioina romarchia,
Taverna Capoleone contro cielo, rarilla per rarilla, esigiamo dai bianchi e dal boia la medesima splendente nudità. Essere annura è morì, essere annura, e annuri io moto vega, compagna amante, liscia madre, dritta sora, libera reviente e de cavallo, grottesco pedantiffe rivoltosa, che agnenne e cantanna l'ha già visto scomparì. A rivoluzione è scoppiata, a rivoluzione è fernuta, a rivoluzione veramente non canti più. Grazie. Bravo! Veramente un'interpretazione magistrale del nostro amico Domenico, che ringraziamo di essere stato qui con noi stamattina, come ringraziamo tutte le forze operose che hanno contribuito a realizzare questo evento. Ricordiamo, perché è doveroso per chi magari si approccia per la prima volta a questo evento, che questo evento è organizzato e voluto fortemente da un gruppo di associazioni culturali della città di Napoli, ma associazioni territoriali che lavorano a costo zero, senza scopo di lucro, solo per affermare l'ideale della libertà e la richiesta della restituzione di questo forte alla cittadinanza. Pertanto tutto ciò che voi vedete qui è stato realizzato ad opera delle associazioni sottoscrittrici della locandina che ha dato origine a questa iniziativa. Io ringrazio di cuore personalmente. Allora, adesso a proposito di associazioni, chiamo qui vicino a me Maria Rosaria Teatro di Gioco Immagini e Parole, perché c'è l'inaugurazione di un QR code che è stato realizzato dalla sua associazione, nel quale interno vi è la storia del Forte di Villena, che loro lasceranno qui in modo tale che chiunque, si spera anche in seguito, proveniente da la città di Napoli, possa venire a scoprire le bellezze del nostro territorio, perché ricordiamo che San Giovanni e il Forte di Villena è patrimonio culturale della città di Napoli e non solamente di San Giovanni a Teluccio e di quei pochi abitanti che lottano per cercare di tenerlo vivo, e che quindi tutte le istituzioni che hanno compiti di responsabilità sia su questo territorio che altrove hanno il dovere morale e istituzionale di fare in modo che questo monumento e questa storia sia portata agli onori della città di Napoli, come è giusto che sia. Brava! Buongiorno, grazie anche per questa possibilità, nel senso che sono occasioni nella quale hai possibilità anche di esprimere delle situazioni e di trovare anche il luogo necessario per poterle esprimere. Il nostro contributo è voluto essere quello di realizzare un podcast che oggi è un po' il linguaggio anche molto utilizzato dai giovani, quindi anche con la speranza di poter intercettare i giovani e conoscere queste storie. Abbiamo fatto la scelta però di partire da un elemento artistico, che è la statua che è stata realizzata in onore di Antonio Toscani, che rappresentava appunto questo personaggio nella movenza più estrema, quella nella quale stava per lanciare la miccia e far esplodere il forte, poiché fino al momento in cui non è sorta una polemica sulla realizzazione di questa statua, sulla sua fattezza, sulla sua espressione visiva, se era giovane, era vecchio, eccetera eccetera, l'esperienza e l'episodio di Villena era ormai sopito e rimasto, diciamo, nel silenzio più totale. Invece la critica, la valorizzazione di questa statua ha permesso di riaprire la discussione sul Forte di Villena e restituire a questa esperienza il suo valore storico, che dicevo proprio ieri riflettendo su alcune cose, non è tanto quello di commemorare dei morti, ma rappresentare la vita di questi morti che hanno scelto liberatamente di donare la propria vita per il valore della libertà, al quale non dobbiamo mai pensare sia scontato, visto quanto sta accadendo oggi. E quindi dobbiamo tenere bene in mente che le cose accadono perché ci sono uomini e donne che hanno il coraggio di farle accadere, e quindi viva la libertà. Siccome, come si può notare, il sole già infligge su ognuno di noi, non abbiamo trovato altri luoghi per poter svolgere, insomma, in maniera più adeguata, più serena l'iniziativa, dobbiamo farla qui. Per me è importantissimo,
possiamo restare pure fino a stasera, no? Anzi, è un luogo significativo e importante. Detto questo, dobbiamo governare questo momento e quindi ci devono essere interventi stringati, brevi, magari darci anche altri appuntamenti, governarla tutti insieme, ok? Poi dopo ci sarà un ulteriore momento quando saranno completati e svolti tutti gli interventi, potremo intrattenerci fino a quando vorremo. Se Pasquale va a procurarci anche una colazione, meglio, ok? Ciao. Volevo solo precisare che sulla targa, posto uscendo sulla destra, c'è un QR code che con la camera del nostro telefonino possiamo inquadrarlo e uscirà scritto piccolissimo l'indirizzo su cui cliccate e troverete il podcast. Allora, adesso chiamiamo qui vicino a noi la professoressa Anna Maria Rau, che ringraziamo vivamente per essere qui stamattina con noi, perché lei è una storica appassionata della rivoluzione del 1799 e del forte di Villena. Se la professoressa vuole, le diamo il microfono a mano. Se preferisce. No. C'è anche il regista, se Allora, se preferisce. vogliamo prenderla. Ecco, Anna Maria Rau è la più grande studiosa dei fatti del Settecento napoletano e i suoi libri sono ancora un riferimento per tutti gli studiosi che intendono affrontare il tema di Napoli nel Settecento e nel primo Ottocento. E quindi siamo veramente molto lieti e onorati che lei abbia accettato il nostro invito. Io guardate, sono grata a voi di avermi invitato, sono commossa perché io devo confessare qualcosa di inconfessabile e lo confesso, ma non ero mai stata qui e quindi è veramente una grande emozione quella che ho avuto stamattina e che continuo ad avere oggi. Vi ringrazio anche per tutte le attenzioni che mi riservate. Ci dobbiamo governare, fa caldo e quindi cercherò effettivamente di dire molto brevemente qualche cosa, anche se io penso che voi sappiate molto più di me, innanzitutto del Forte, e che molto sappiate già naturalmente della Repubblica Napoletana del 1799, al quale questo luogo è fortemente legato. Io volevo partire da una piccolissima citazione, la farò lo stesso, sono 3 righe, che mi sembrano tanto più opportune ora che vedo i luoghi. La leggo. A destra della via che da Napoli conduce a San Giovanni a Teduccio, e precisamente verso i Granili, dalla parte del mare, tra le prime case di San Giovanni a Teduccio e del ponte della Dogana, nascosto tra fabbricati di recente costruzione, sorgono i ruderi di un piccolo forte bastionato detto il Fortino di Villena. E qui subito mi potrete tutti correggere. Intanto il mare c'è ma non si vede, e questa è una prima impressione diciamo forte, non voglio dire delusione perché naturalmente ci si poteva aspettare questo. Poi il forte, il Fortino, sono nomi che ricorrono nelle fonti che raccontano quello che qui accadde il 13 giugno del 1799. La citazione è tratta però da un testo che io ritengo molto importante, credo forse uno dei primi che è stato scritto sugli eventi, che è quello di Abatino, un ingegnere che faceva parte della commissione per i monumenti di Napoli. Prima ancora che uscisse questo suo articolo fu pubblicato su Napoli Nobilissima. Napoli Nobilissima era una rivista molto importante, fu voluta da Benedetto Croce alla fine dell'Ottocento, e Benedetto Croce, ancora prima che uscisse l'articolo, pubblicò i disegni che gli aveva procurato Abatino del forte di Villena nel famoso albo celebrativo della Repubblica Napoletana del 1799, pubblicato in occasione del centenario nel 1899, e attinse alle notizie che gli aveva dato questo ingegnere. Perché ricordo tutto ciò? Perché Benedetto Croce, un ingegnere, non era uno storico, un ingegnere che dichiara che altri possono fare la storia degli eventi, però che attraverso i disegni come fonte, la struttura del forte come fonte, era in grado di dire e di riconoscere.
Non può stare la bandiera degli assassini, la bandiera degli barbonici. Andate via! Andate via! Dovete andare via! Voi siete gli assassini! No, qui possono... Senta, per favore. Non so, ma qui possono essere tutti invece di andare via. L'assassino barbonico! L'assassino barbonico! Che viene a offendere i martiri del 99. Sudorati. È venuto con la bandiera barbonica. Vogliono negare anche la memoria, vogliono prima negare la memoria e poi vengono. Viene a profanare un luogo Hanno sacro. negato la memoria, A profanare un luogo cambiando una lapide. Se me lo permettete vorrei arrivare ad una, anzi forse l'anticiperei e così abbrevio completamente il mio intervento, ad una testimonianza che mi sembra ancora forse più significativa di quella di Francesco Lo Monaco, che tutti conoscete, alla quale tutti attingiamo per ricordare appunto i martiri e gli eroi del 13 giugno del 1799. Volevo però almeno dire due parole di apprezzamento per il fatto che si difendano e si tutelino i luoghi in cui le cose sono accadute. È molto importante conoscerli. È un auspicio anche più complessivo che si faccia una mappa dei luoghi della Repubblica del 1799. Alcuni sono molto noti, per fortuna si possono frequentare. Castello di Sant'Elmo, straordinario, un luogo anche quello molto emozionante, quando ci si va e si vedono le tracce dei punti in cui i patrioti, dopo aver attraversato la città, usciti dalle prigioni, attraversano la città in mezzo a preghi che li vogliono assalire, riescono a salire fino a Castel Sant'Elmo e lì proclamano il 21 di gennaio la Repubblica Napoletana, una e indivisibile. È straordinario, così come tutti gli altri luoghi, anche luoghi, l'arrivo di Championnet dell'armata francese, l'andata nel Duomo per la celebrazione del Te Deum e la liquefazione del sangue di San Gennaro, per avere questa sorta di legittimazione anche da parte della Chiesa della nuova Repubblica, che è stata proclamata dai patrioti prima dell'arrivo dei francesi, proprio per affermare la loro indipendenza, l'indipendenza di questi patrioti e l'autonomia perfino rispetto alla nazione madre, rispetto alla Francia. Così come le piazze in cui vengono innalzati gli alberi della libertà. Insomma, sarebbe bello vedere questi luoghi, averne una... Ogni luogo, Benedetto Croce era straordinario, di ogni luogo sapeva la storia quasi minuto per minuto, ce la faceva rivivere attraverso i luoghi, attraverso i monumenti, attraverso le strade, i vicoli, riusciva davvero a farci vedere la profondità storica di questi luoghi. E allora, il 13 giugno del 1799, il luogo qual è? I luoghi sono anche questi, è l'arrivo dei sanfedisti, guidati dal cardinale Ruffo, sono delle bande che ha raccolto via via, risalendo da Pizzo Calabro fino a Napoli. E c'è questa ultima difesa, ma accanto appunto a questi luoghi bisogna ricordare anche gli altri. Castel Sant'Elmo è di nuovo l'estrema difesa della Repubblica Napoletana. Anche là ci sono patrioti asserragliati che cercano fino all'ultimo di difendersi, ed è proprio questa testimonianza che io vorrei dare. Ricostruire il contesto nel quale Francesco Lo Monaco pubblica il suo rapporto al cittadino Carnot, che era il ministro della guerra francese, rivendicando che cosa? Il coraggio dei patrioti napoletani. Ma perché che cosa era successo? Castel Sant'Elmo, lì c'erano i patrioti, ma c'era un comandante francese che si chiamava Méjean. Méjean, molti lo ribattezzarono Méchant, che in francese vuol dire cattivo, persona cattiva, perché Méjean in realtà non aveva nessuna intenzione di difendere fino all'ultimo la Repubblica Napoletana, e quindi fu lui a premere perché si firmassero le famose, famigerate capitolazioni dei forti con i rappresentanti delle potenze monarchiche europee alleate contro
i francesi e contro la Repubblica di Napoli. C'erano i russi, c'erano i turchi, c'era l'Austria, l'Inghilterra. Pensiamo a che massa di potenze erano coalizzate contro la Repubblica napoletana e come poteva sopravvivere in queste condizioni. Eppure ci provarono. E Méjean ebbe il coraggio però di dire che non aveva potuto contare sui napoletani e sui patrioti locali perché erano troppo deboli militarmente, non si impegnavano. Fu questo che provocò l'indignazione di Lo Monaco e la sua protesta presso il ministro francese della guerra, perché non era vero e poteva dimostrarlo che non era assolutamente vero. Fra l'altro Méjean per questo venne deferito a un consiglio di guerra e venne condannato, venne riconosciuto colpevole di non avere difeso fino all'ultimo la Repubblica Napoletana e Castel Sant'Elmo. Ma prima ancora di Lo Monaco a dire queste cose, e chiudo con questo, fu proprio un tenente francese che si chiamava Bocquet. Non sono riuscita a trovare il suo nome, ho solo il cognome. In un testo pubblicato, di cui ho trascritto qui un pezzetto, pubblicato già nell'agosto del 1799, firmato da tutti gli ufficiali della 27ª brigata francese, in cui denunciava il comportamento di Méjean, dimostrava il coraggio dei patrioti napoletani e a riprova di questo coraggio ricordava ciò che era accaduto nel forte di Villena. Lo ricordava con queste parole che ora vi traduco dal francese. I realisti, i monarchici, vennero ad accamparsi al Ponte della Maddalena, una delle entrate e uscite di Napoli, ma per arrivare a questo punto erano stati obbligati a superare un ostacolo dietro la loro posizione. Era un forte difeso da repubblicani calabresi. Abatino ricorda che si scontrarono calabresi e calabresi qui. Era un forte difeso da repubblicani calabresi, soldati intrepidi e degni di liberare il loro paese. Dovevano soccombere, ma non potevano essere vinti. Soccombere sì, ma non essere vinti. Quando videro il posto in mano au pouvoir des brigands, in mano ai briganti, uno di questi uomini rari mise il fuoco alla polveriera e la vittoria fu per loro. Perché preferirono la morte alla schiavitù. Questo è un francese che era stato qui, che lo scrive, che testimonia. Gloria eterna sia consacrata a questi eroi morti per la patria. Che il loro esempio faccia tremare i tiranni della terra di vedere rinascere dei guerrieri simili nella persona di una infinità di nemici della monarchia, della royauté, della monarchia. E questa testimonianza volevo portarvi. Allora, grazie veramente alla professoressa Anna Maria Rao, perché ci ha veramente illuminato con un pezzo di storia che per noi è fondamentale, perché noi effettivamente giacobini o vincere o morire, noi preferiamo insomma provare a vincere questa battaglia che da anni portiamo avanti. Allora, proseguiamo il nostro excursus dando voce alla dottoressa Giorgia Scognamiglio, che è una giovane studiosa che si sta occupando di giustizia ambientale, perché ricordiamo che la storia del forte non è una storia solo per ricostruire la memoria, ma anche per affermare il principio che in una realtà come questa, dove c'è degrado, dove c'è assuefazione, dove c'è sottomissione sociale, non possono vincere i poteri forti, ma bisogna recuperare l'ambiente, la cultura e la storia per ridare vita a un popolo che è quello di Napoli Est, che ha fatto la storia di mezza città di Napoli. Per cui io ringrazio la dottoressa Giorgia Scognamiglio, che insieme ad altri studiosi ha scritto un libro proprio sulla giustizia ambientale, che rappresenta oggi anche Italia Nostra. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. Tutto qui. Grazie innanzitutto per l'invito, è un onore parlare dopo la professoressa Rao, quindi spero di andare.
Allora, io vorrei partire da una domanda, che è una domanda che ho sentito spesso fare quando si parla di restauro, di recupero del Forte di Villena, e che io stessa devo ammettere che mi sono fatta la prima volta che sono stata qui qualche anno fa, ovvero che senso ha investire nel recupero di un monumento storico in un territorio che da 30 anni aspetta le bonifiche e che convive ogni giorno con la contaminazione storica ereditata dalle attività industriali, ma che convive ogni giorno anche con rischi ambientali tuttora presenti, legati prevalentemente alla presenza appunto ancora ingombrante di infrastrutture logistiche e energetiche o anche allo smaltimento illecito dei rifiuti. In realtà però il recupero del Forte di Villena non è in contrasto, in contraddizione con tutto ciò, ma si inserisce appieno nelle rivendicazioni di giustizia ambientale. Questo perché appunto risponde alla stessa domanda di restituzione e di cura del territorio. Come abbiamo appunto anche sentito, il forte è stato costruito nel Settecento e quindi ha attraversato 3 secoli di trasformazioni di questo territorio. Quindi questo è appunto impressionante se si pensa a questo. E questo significa che non custodisce soltanto la memoria del 1799, ma custodisce la memoria di tutto ciò che questo territorio è stato prima. Quindi prima di diventare uno spazio destinato a assorbire tutti i costi ambientali e sociali di interessi economici più ampi, e prima di vedere progressivamente sottratti tutte quelle che sono le risorse ecologiche e storico-culturali di questo territorio. Il forte ha assistito all'arrivo delle prime industrie come la Corradini e la Cirio, che sono proprio qui vicino, ha assistito all'arrivo del petrolchimico, alla deindustrializzazione, e ha anche assistito a eventi drammatici di questo territorio, e non solo, come appunto il terremoto dell'Irpinia degli anni 80, lo scoppio dei serbatoi Agip dell'85, ma anche a mobilitazioni ambientali importanti come quelle per l'allontanamento dei petroli subito dopo l'esplosione, quelle contro la centrale elettrica di Villena, anche questa qui vicino, e quelle più recenti anche contro la costruzione di un deposito di GNL. Quindi questo per dire che tra l'altro ancora oggi assiste alle trasformazioni che stanno avvenendo sulla costa, proprio al di là di questo muro, e alla continua negoziazione sul futuro di Napoli Est. È proprio rispetto al futuro che la memoria che custodisce questo forte diventa estremamente importante, diventa una risorsa collettiva. Faccio un esempio dal mio lavoro di ricerca, dove il mio lavoro di ricerca appunto sui territori affetti da ingiustizia ambientale, in modo particolare nell'area metropolitana di Napoli, e uno degli aspetti emersi è stato proprio quello che le persone riescono a immaginare il cambiamento in questi territori molto più facilmente quando possono fare riferimento a simboli e a memorie condivise. Questo non perché il passato sia un modello per il futuro, anzi in molti casi no, ma perché avere la memoria di un luogo diverso da quello che conosciamo oggi in qualche modo ci dà la consapevolezza che il presente non è inevitabile, non è immutabile, ma può essere trasformato. E questo è particolarmente importante in un luogo come questo, perché quando non si custodisce la memoria, quando non si riconoscono le risorse, le ricchezze ecologiche, sociali, relazionali, ma anche appunto in questo caso quelle storico-culturali, e quando appunto non si guarda al presente come inevitabile, allora e quando soprattutto in riferimento a questo territorio, un territorio viene sempre rappresentato come degradato, periferico, e allora questo influenza inevitabilmente anche le decisioni politiche, le rivendicazioni dal basso, è proprio quello che stesso le persone che abitano il territorio ritengono possibile per il territorio. Ed è qui che il recupero del forte è estremamente importante, perché non soltanto restituisce alla collettività un luogo della memoria collettiva, relativa tra l'altro a ideali di libertà, di partecipazione e di difesa dei diritti fondamentali, ma perché riconosce il valore di questo territorio e ci aiuta anche a ricostruire criticamente tutte le trasformazioni che sono avvenute, e quindi anche con questa consapevolezza a immaginare un futuro diverso. Naturalmente, e concludo, va detto che il recupero del forte non risolve tutti i problemi del presente,
non sostituisce il diritto alla salute, non sostituisce il diritto a vivere in un ambiente sano, né all'accesso al mare o all'accesso alle aree verdi, e neppure al diritto delle persone a partecipare alle decisioni che riguardano il loro territorio, però può sì fare parte di un più ampio processo di riparazione ecologica, sociale e narrativa di questo territorio, perché appunto riparare un territorio nell'ottica della giustizia ambientale non significa soltanto bonificare o riqualificare dal punto di vista urbanistico e architettonico, ma restituire alla collettività tutto ciò che è stato sottratto, quindi i propri luoghi, la propria storia e la possibilità di decidere sul proprio futuro. Grazie. Grazie a te Giorgia per il tuo impegno. Procediamo con brevi interventi istituzionali. Ci tengo però a ricordarvi che alla fine di questi interventi ci sarà un momento di condivisione fatto da tutte le realtà associative locali, quindi un'assemblea, insomma un momento di un punto della situazione, perché questa iniziativa deve avere anche una conclusione che fissa dei punti. Ci tengo anche a dirvi che alla fine dei lavori ci sarà, come voi potete vedere alla mia destra, c'è un carrettino con dei gelati che ci sono stati donati, offerti e regalati generosamente da padre Gennaro Lamura dell'associazione Il Filo e dalla società operaia di mutuo soccorso, che è qui presente con noi il presidente Gennaro Cavallaro. Vi ringraziamo affettuosamente per aver pensato a un momento di refrigerio per tutti quanti noi. Allora procediamo dando la parola al presidente dell'autorità portuale Eliseo Cuccaro. Prima ancora la parola l'avrebbe dovuta avere il vice sindaco, prego presidente venga, il vice sindaco Laura Dieto, che è stata invitata, ma ci ha fatto sapere dalla sua segreteria che avrebbe stamattina alle 8 che avrebbe mandato un delegato che era l'assessore di Chieso, che in effetti voi non vedete come non vedo io. Questo per precisare che cosa? Che noi abbiamo invitato tutte le istituzioni regionali, comunali, il ministero, però come potete vedere abbiamo messo la vigilanza alle porte perché sono talmente tanti che non ce la fanno ad entrare. Prego presidente. Allora, mi presento. Sono il nuovo presidente, ho avuto questo onore da ormai 6 mesi. E stamattina, per uno come me, che è uomo di numeri, quindi molto arido, e lo ammetto anche molto ignorante, questi sono momenti di grande emozione. Quindi sono un regalo. Ed è il secondo consecutivo in 2 giorni, perché ieri sono stato relatore ad un convegno organizzato dalla CGIL all'interno del Lazzaretto, ospiti del professore Rispoli, e ho potuto anche lì conoscere qualcosa che non conoscevo, di cui ignoravo veramente la presenza all'interno della città di Napoli. C'è lo studio dove un santo, Moscati, persona conterranea, illuminata, ha fatto la storia della medicina. Ho potuto leggere quello che lui scriveva nel 1919 e diceva, a un certo punto diceva: mi sono convinto, ho cambiato idea, Napoli non sarà distrutta dal Vesuvio, non sarà distrutto dal cataclisma, non sarà distrutta dalle bombe, ma sarà distrutta dai napoletani. E mi ha fatto riflettere, perché probabilmente noi a volte rischiamo di fare questo, di rischiare di distruggere quello che di bello gli altri hanno fatto per noi. E allora ritorniamo al discorso della memoria, al discorso di ricordare la storia, di ricordare le persone che hanno lottato e sono morte per noi. E allora sono pienamente d'accordo con gli interventi di prima, e mi ha fatto impressionare l'intervento della dottoressa Giorgia quando utilizza un termine che secondo me è il termine più corretto: riparare, o meglio curare le cicatrici che abbiamo fatto sul territorio. Allora voi sapete meglio di noi che questo luogo è inserito in un progetto più ampio, sapete meglio di voi che come autorità portuale noi abbiamo il dovere di intervenire su questo luogo.
Allora, nelle interlocuzioni Prima che se ne cade. Come? Prima che se ne cade. Prima che... Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente. No, ma io sono... Anche io una sollecitazione, ma accetto anche le critiche e accetto, noi tra noi abbiamo fatto tanti dibattiti anche infuocati, ma giustamente, perché io rappresento anche la continuità amministrativa, quindi non posso dire che non sono colpevole di quello che è successo in passato. Oggi sono quello che rappresenta le colpe del passato e me ne faccio carico. E quindi, come dicevo, noi abbiamo il dovere di intervenire su questo sito. Allora, a breve, al 30 giugno, termineranno i lavori finanziati col programma del PNRR per la realizzazione della Darsena delle Levante. Abbiamo cominciato un lungo confronto e serio confronto sull'utilizzo di quest'area del porto di Napoli, ma in quel confronto, grazie alle sollecitazioni che ho avuto dal primo momento, dal primo istante, ho messo sul tavolo la questione della ristrutturazione del recupero di miniera. Non nascondiamoci le cose, abbiamo bisogno di risorse, ma le risorse come si trovano per altre cose si possono trovare anche per questo. Come la partecipazione dei privati c'è quando c'è business, ci può essere anche per restituire alla città un luogo come questo. E quindi assolutamente il mio impegno sarà da oggi, ma in realtà già da ieri, perché avevo fatto una promessa, di completare almeno entro la fine del mio mandato qualcosa di concreto che potrò consegnare a voi e alla città, che è il progetto e l'inizio dei lavori di recupero di miniera. Io non lo so se riuscirò a farlo, perché poi nel nostro paese è tutto complicato e difficile, ma potete essere certo che con la vostra vigilanza, perché io chiedo questo, la vostra vigilanza, il vostro stimolo, le vostre critiche, ci sono tutte, sono anche da pungolo, sono anche per non distrarsi, perché non vi nascondo che tutti i giorni noi siamo impegnati su centinaia e centinaia di cose molto complesse e delicate, ma questo sarà una delle priorità che l'autorità portuale porterà avanti. Ed ecco perché ci ho tenuto ad essere presente. E lo faccio anche perché è difficile trovare tante persone interessate in una giornata calda e di sole, perché di solito io sono abituato a partecipare ai convegni in luoghi confortevoli, dove c'è il buffet, dove c'è l'aria condizionata e quant'altro. E quindi voi siete la testimonianza di una passione al quale noi che rappresentiamo le istituzioni non possiamo sottrarci. Quindi vi invito a fare questo percorso insieme, ve ne ringrazio e vi auguro una bellissima giornata di confronto, perché tutte le cose che vi state dicendo sono di un interesse pazzesco. Grazie. Soltanto per ringraziare il Presidente che ha preso questo impegno, come dire, davanti a tutti noi, e quindi di questo lo ringraziamo, perché Enzo e io abbiamo fatto varie delegazioni, Enzo molto più di me, e quindi prendiamo atto di questo impegno e saremo, diciamo, il nostro impegno sarà per pungolare il Presidente. Che possiamo prendere un altro impegno? Allora facciamo una cosa, al quale io non farò di tutto per non sottrarmi e voi dovrete veramente cazziarmi se lo faccio. Io ogni anno sono qui, quindi noi avremo sempre un appuntamento di sintesi di quello che stiamo facendo. Allora proseguiamo, perché altrimenti veramente, come dice il Presidente, insomma, l'eredità solare è assicurato e quindi andiamo oltre. Allora, il prossimo intervento, chiamo qui vicino a me il Presidente della Municipalità, Sandro Fucito, che ha condiviso l'iniziativa, perché questo è un evento copartecipato. Quindi la municipalità è parte integrante della rete di coordinatori di questo evento, quindi al momento è l'unico rappresentante istituzionale che abbiamo, e quindi lo abbiamo, insomma, è certo del comune, vabbè, è del comune di
di quello stavamo parlando, quindi la municipalità è insomma accanto a noi, poi gli altri rappresentanti istituzionali attengono ad altri enti, però per quanto riguarda l'ente comune abbiamo qui il presidente Fucito che ringraziamo perché ci sostiene in queste iniziative. Grazie, mettiamo in chiaro, quindi la municipalità c'è solo questa istituzione territoriale, allora mi metto anche la fascia per suffragare il fatto che non siamo proprio degli scappati di casa, non siamo come dire degli ospiti della vita pubblica, ma vi concorriamo attivamente. Per dire cosa? Innanzitutto c'è chi ha fortuna di avere dotazioni di bilancio, grandi mezzi e grandi strumenti. Noi questa fortuna non ce l'abbiamo, ma le cose si compensano. Abbiamo un tessuto associativo che non molla, una grinta ed una volontà popolare e vi devo dire la verità, meglio così. Quindi grazie a chi ha promosso questa iniziativa, grazie al comitato, ad Enzo Monreale, ai consiglieri presenti che sono Rossana Palumbo, Patrizio Gragnano e Franco Greco, grazie all'autorità portuale che ci dice, al di là di ogni rapporto politico, perché come si definiscono le cose lo sapete tutti in Italia, c'è praticamente una distanza politica, ma c'è un rispetto e noi ci inchiniamo a questo rispetto nell'interesse pubblico generale. Due cose: uno, ci avrebbe fatto piacere con l'Istituto degli Studi Filosofici dire che il Teatro San Carlo ha una funzione, un ruolo anche sul territorio. Dobbiamo registrare che non è tale, visto che nel groviglio di questioni non ci è stato consentito di riunirci lì, e invitiamo con pacatezza l'amministrazione a valutare se tenere una depositeria è ciò che è necessario oppure chiedersi a quale gioco giochiamo. Noi non siamo quelli che si sono distratti nel 2023 mentre nominavano i figli direttori e non siamo neanche quelli che hanno concorso ai progetti con grandi remunerazioni. Noi siamo come voi, nella polvere, qui c'è un po' d'acqua che si è fatta calda, fortunatamente è arrivato un banchetto, ma siamo quelli che vogliono concorrere alla vita pubblica, quindi siamo seri. Se la vita pubblica e l'amministrazione pubblica e la vita dei cittadini non è tra le vostre priorità, potete anche farne almeno, non muore nessuno. Secondo punto, è necessario che questo forte si riprenda perché? Uno, perché la storia non solo non va riscritta, ma va dato l'onore necessario a chi ha preferito morire piuttosto che consegnarsi al nemico, e questo è un messaggio per l'oggi e per il domani. Due, perché vogliamo fortemente che questo luogo sia ripreso, riqualificato, sia un luogo di frequentazioni, di visite, di museo e di memoria, ma vogliamo ricordare che la città non finisce a Piazza Municipio, ma che questo centro nevralgico è stato e sarà centro democratico di partecipazione, di vita, di bellezza e di diritti. Per questi tre motivi e tanti altri noi non molliamo e chiediamo con forza ed esortiamo sempre e comunque. L'assessore, il vice sindaco non è venuto, ha detto che veniva un altro, non viene nessuno, ma non fa niente, andiamo avanti. Iniziamo però ad essere un po' stanchi di questa declamatoria. Cerchiamo e chiediamo come le cose hanno una serietà che ci impone il diritto al mare, ma non con la spiaggia dove è mostrato che ci sono i topi, le fogne eccetera. Se dire che il mare oggi è fruibile serve ai fondi di investimento per il valore degli immobili e per illudere le persone che oggi ci sia la guardate, dal 1799 e anche prima qualcuno suggeriva che le cose sono serie, sono faticate, sono chiare nell'interesse della cittadinanza. Qui vogliamo il forte per gli obiettivi indicati, senza sotterfugi, senza omissioni, senza discorsi a latere. Ci dispiace che non ci siano consulenti, imprese incaricate,
fondi del PNRR, accordi quadro e pasticci e pasticciacci. Ci dispiace, ma confidiamo che si realizzi ugualmente. Grazie. Grazie Presidente. Allora ci sono ancora 2 interventi istituzionali, poi un attimo dopo, quando abbiamo finito, ci sono coordinato da Enzo Monreale con tutte le associazioni, i comitati e gli attivisti qui presenti. Adesso io do la parola all'ingegnere Vincenzo Feola di ABC, che ringraziamo perché ABC ha fatto un lavoro immenso, possibilità di ammirare e vedere la quinta di questo forte che fino all'anno scorso non c'era possibile vedere, e in più ci supporta e ci sopporta ogni volta che gli chiediamo di poter accedere, anche quando non è sempre possibile, per portare in visita giovani alunni, studenti delle scuole e persone che vengono da fuori per visitare questa magnifica realtà. Grazie ingegnere. Buongiorno a tutti, trattengo pochi minuti. Prima di tutto vi porto i saluti del Presidente e del Commissario, l'Avvocato Andrea Torino. E noi come ci entriamo in questa situazione? Noi gestiamo gli impianti di sollevamento fognari per il comune di Napoli, su tutto il territorio di Napoli. Tra questi impianti di sollevamento c'è l'impianto di sollevamento denominato appunto di Vichiena, che è proprio prospiciente il forte, e nell'ambito di questa rifunzionizzazione dell'impianto, compulsati anche da Vincenzo Monreale, dal Presidente Fucito, dal Professore Marotta, dalle istituzioni, abbiamo realizzato la recinzione che potete vedere alle vostre spalle, perché prima il forte non era per niente accessibile. Forse Vincenzo, che sta qua vicino a me, si ricorda nel 2017 quando abbiamo aperto questo cancello per modo di dire, perché c'erano delle reti metalliche dei materassi che diciamo è tutta sterpaglie, e non vi sto qui a dire quello che abbiamo trovato. Quindi nel progetto di riqualificazione del forte ABC è stato coinvolta nel riqualificare appunto tutto il muro prospiciente, e il risultato che vedete ai vostri occhi. Abbiamo reso luce al forte e speriamo che questo primo passo sia di buon auspicio per fare altri investimenti. Come diceva il Presidente Eliseo Cuccaro, occorrono dei finanziamenti e quindi bisogna trovare questi finanziamenti. Sì, abbiamo predisposto pure delle luci, quindi vediamo se riusciamo ad accontentare Vincenzo in questa cosa, sempre come ABC. Grazie a tutti, non vi trattengo e la giornata è calma. Grazie ingegnere. Diamo la parola alla professoressa Renata De Lorenzo, che è una studiosa appassionata del Forte di Vichiena e che è sempre con noi, ogni volta che la chiamiamo ci dà sempre la sua disponibilità. Grazie mille. Allora, buongiorno. Io vengo spesso, anzi credo di essere sempre venuta, forse una volta stasera. Allora io ritengo che oggi una giornata sia un po' diversa da quella del passato. Innanzitutto ci sono delle novità, e contemporaneamente una conferma. C'è una conferma del fatto che le istituzioni centrali a livello cittadino in effetti ci stanno dicendo che bisogna muoversi da soli, e questo è stato recepito. Poi contemporaneamente c'è stata un'infiltrazione di qualcuno, e ringrazio il professor Terracciano per la sua viscerale reazione, che ha tentato in qualche modo di stoppare il significato di questa riunione oggi. Però questo significa qualcos'altro, significa che evidentemente l'attenzione a quello che si fa si è allargata in qualche modo, non nella direzione che vorremmo noi, però è significativo del fatto che ci si vorrebbe riappropriare di questo spazio da parte di altri, evidentemente, e quindi è significativo. Per quello che mi riguarda, in tutti questi anni io parlo a nome della Società Napoletana di Storia Patria, che è stata sempre vicina a queste manifestazioni, però il messaggio che può venire oggi dalla presenza dell'autorità portuale, cioè da queste dell'ABC, cioè queste sono le strutture su cui contare, queste sono le scommesse in questo ambito su cui si può contare, perché è chiaro che dialogare con la parte che sta al di là del porto, ricordare che c'era il mare, che c'è altro, insomma, significa attualizzare questo messaggio, significa riportarlo a quello che è la concretezza della possibile azione futura. Io di solito sono arrivata un po' sfiduciata qui, vi dico tutto il contrario, che oggi nella riconferma della sfiducia penso che ci possano essere i presupposti per cambiare le carte in tavola, cioè per cambiare gli oggetti e coloro con cui dialogare. Questo mi sembra molto importante. Le promesse che ho sentito poco fa credo che siano l'aspetto su cui dobbiamo puntare tutti quanti. Cambiamo interlocutori, questo è il mio invito. Anche perché gli interlocutori importanti sono questi, sono quelli che conoscono bene questa zona,
sono quelli che agiscono su questa zona con una volontà politica in senso lato molto forte, quindi oggi me ne vado, direi, in un certo senso più ottimista di quando me ne sia andata in passato. Grazie Luis. Però mi scuso da adesso perché Enzo e il comitato di San Giovanni a Teluccio, il comitato civico, è da sempre l'anima di questa manifestazione, insieme con tutte le altre realtà di San Giovanni che ci sono state sempre vicine, le ACLI, le scuole, tutti quelli che Enzo conosce molto meglio di me. Io sono un po' distratto e quindi però mi tocca ringraziare la Società Napoletana di Storia Patria che ha appena parlato, l'Istituto Italiano per gli Studi Storici che non è fisicamente presente ma ci ha dato sempre il suo patrocinio, il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, l'Istituto Italiano dei Castelli, la Municipalità. Quest'anno soprattutto la professoressa Rao che come dire, ci ha ricordato una chicca, cioè una dichiarazione di un soldato francese, che riconosceva gli eroi napoletani che sono morti in questo luogo. E quindi Anna Maria Rao ha scritto un libro che ancora oggi sugli esuli napoletani, cioè su tutti quelli che se ne dovettero fuggire per salvarsi da questo luogo e quindi molti morirono, addirittura Francesco Lo Monaco morì suicida e questo la professoressa Rao me l'ha ricordato qualche giorno fa, e quindi morirono disperati di vedere la restaurazione in questa città, perché, e qui riprendendo una grande battaglia che è cominciata nel lontano 1983 con l'avvocato Gerardo Marotta, con il presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, che nel 99 si è battuto, nel 1999 in occasione del bicentenario, si è battuto proprio per salvare quello che restava del forte, tirarlo fuori dal terreno che l'aveva quasi sommerso, il terreno, la sabbia. E quindi dobbiamo assolutamente coltivare la memoria. La memoria serve al presente, serve alla comprensione del presente. La memoria è importante per ricominciare da questo luogo. Io ho cercato di dirlo in numerose interviste. Noi dobbiamo lottare perché si riprenda la memoria, si riprenda un modello di vita alternativo a quello del solo sfruttamento delle risorse ambientali, a quello del mercato unico, a quello dello sfruttamento delle risorse fino all'esaurimento delle risorse. E quindi bisogna recuperare la memoria, non dimenticarsi del passato. L'avvocato Gerardo ricordava sempre le due fonti, la fonte dell'Ete e quella di Mnemosione. La fonte dell'Ete è più facile da raggiungere, è più vicina e ci dimentichiamo di tutto quello che abbiamo fatto. Ma invece la fonte di Mnemosione è una fonte che è più lontana, è più difficile da raggiungere, ma è quella che ci fa capire il presente. È quello che ci fa essere militanti oggi, militanti non nella guerra, perché noi ricordiamo un episodio di guerra, ma la guerra era una cosa usuale nel Settecento, come sanno molto meglio di me gli storici, e sta diventando oggi una cosa usuale oggi, ma noi dobbiamo ricordare questo episodio per rivendicare la pace e l'umanesimo. E allora io chiudo con queste parole, perché l'umanesimo, cioè l'alternativa alla semplice ricerca del profitto, perché la ricerca del profitto non può essere la sola ragione di vita. L'umanesimo è la ricerca della storia, è la ricerca della verità storica, di un'alternativa possibile, di una vita diversa, da una vita di studi. Noi abbiamo visto la professoressa Rao che ha fatto una vita di studi, la professoressa De Lorenzo che ha fatto una vita di studi,
non una vita per inseguire il profitto, per inseguire queste robe, eccetera. Una vita di studi. Ci può essere qualcuno che vuole studiare, che vuole fare qualcos'altro. E allora lo diceva Thomas Mann quando nel 1933, quando vedeva il nazismo che prendeva piede in Germania, che diceva? Diceva che l'umanesimo deve essere un umanesimo militante. Militante non nel senso che fa la guerra, militante perché è un umanesimo che scopre la propria virilità, che è convinto che il principio della libertà, della tolleranza, del dubbio non deve lasciarsi sfruttare e sorpassare dal fanatismo. Il fanatismo è senza vergogna e senza dubbi. Se l'umanesimo europeo è diventato incapace di una gagliarda rinascita delle sue idee, se non è più in grado di rendere la propria anima consapevole di se stessa in una pugnacea lacrità di vita, andrà in rovina e ci sarà un'Europa il cui nome non sarà più che un'espressione e da cui sarebbe meglio rifugiarsi nella neutralità fuori dal tempo. E l'Europa sta di nuovo in quel tragico tempo del 1933, alle soglie di una guerra, e noi questo lo ricordiamo qui per ricordare invece che la pace può essere la vera alternativa. Grazie a tutti. Allora, continuiamo. Prima di, insomma, con il professore Marotta, che ringraziamo affettuosamente, facciamo una piccola pausa, però ci tengo a ringraziare, è arrivato il nostro decano, Don Fulvio Stanco, che quindi la Chiesa è presente e sostiene iniziative territoriali, quindi lo ringraziamo affettuosamente a nome di tutti i parroci della parrocchia del nostro decanato. Enzo Monreale coordinerà il secondo momento, quindi do la parola al... Adesso ci fermiamo un momento perché dobbiamo degustare il gelato che ci è stato offerto dalla Società Napoletana di Storia della Patria. E due parole per chi pagava, si squadra. Due parole. Allora, forse non si era previsto tutto questo successo, quindi non abbiamo tantissimo gelato. Vi voglio chiedere solo la cortesia di far passare avanti bambini e persone diversamente giovani e portarsi al carrettino solo davanti. Gennaro e dalla SOMS, Società Operaia di Mutuo Soccorso. Dopo continueremo con l'assemblea, per chi se la sente ancora di restare, per fare una riflessione sulla fase che attraversiamo. Mi hanno chiamato in questo momento dal comune, scusandosi per il ritardo dell'assessore De Ieso, che ci promettono a breve tornerà sul posto. Va bene, comunque tra 10 minuti, 5 minuti, iniziamo l'assemblea. Matti, mi sono quasi la pressione, appena lo sai, sta. No, anzi di meno di 3 minuti, dalle commemorazioni alle proposte di progetto. E una delle proposte che come ANPI Napoli Orientale proponiamo è quella della realizzazione in questo luogo del trasferimento dell'Anton Dormi, per realizzare una proposta di collegamento con l'università sul piano marittimo e collegato anche alla ex officina Pietrarsa, al museo di Pietrarsa, il quale museo deve diventare non il museo di ricordo della prima ferrovia d'Italia, ma deve diventare un museo nazionale che riguarda tutti i settori, dalla terra, dal mare, dal cielo e dagli extraterrestri. Deve diventare un bando e una necessità di questa area, perché nella misura in cui non riusciamo a definire una proposta di progetto, chi non vuole camminare si nasconde sempre dietro questa cosa. Io penso che potremmo raccogliere queste proposte, poi magari in un incontro specifico tentare anche di metterlo su carta, di specificarlo, cioè di chiarirlo in tutti i suoi aspetti. No, io colgo l'occasione, perché è una cosa che non ha già fatta e che andava fatta, di ringraziare ABC Napoli e l'ingegnere Feola, che veramente è diventato uno dei nostri, però non lo facciamo sentire agli altri, e ci sostiene e ci aiuta nell'organizzazione dell'evento. Adesso la parola a Mimmo Bordone della Casa del Popolo Raffaele Perro. Poche cose che sono dal mio punto di vista importantissime. Innanzitutto
vogliamo bonifiche serie. La commemorazione di questa giornata deve diventare per cui un momento di lotta per rivendicare bonifiche serie, per rivendicare un lavoro vero, pulito e soprattutto nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che devono essere migliorati, e questo ce lo dobbiamo dire. E poi un appiglio rispetto agli interventi che si sono tenuti. Noi dobbiamo stare attenti quando parliamo di chiedere ai privati che mettano i soldi, che ci mettano i soldi, perché nessun padrone, nessun privato, nessuna multinazionale regala qualcosa senza chiedere qualche altra cosa in cambio. Noi, per queste ragioni, questa commemorazione deve diventare una lotta per i nostri diritti. Vabbè, in sostanza già è da anni. Io ricordo sempre la vicenda della centrale termoelettrica. Il 13 giugno del 2007 qui c'era la bandiera dei Giacobini mentre si scioperava davanti alla... Ora c'è Pasquale Musella e poi c'è Teresa di Vigliena che vuole dire qualche cosa. Vuole ricordare che Vigliena vive nel cuore di una contraddizione, che ci sono piani e progetti che devono tenere conto della realtà locale, che ci sono le persone e i progetti dovranno essere adeguati alla presenza di questa cittadinanza che ha il diritto di avere, vuol dire, un minimo di garanzie per la propria vivibilità e per la propria prospettiva. Qui davanti a breve verranno i containers, ci sono altri piani e progetti davanti alla diga foranea, ulteriori piani di espansione del porto, quindi dentro questo contesto si tratta di prendersi cura, cioè di queste persone, di non abbandonarle, persone originarie di questo posto che sono nate in loco. Con la preghiera breve. Allora io sarò più breve dei brevi. Io dico praticamente che noi l'unica nostra forza è quella di smettere di credere nelle istituzioni e di credere nella nostra lotta. Fin quando i cittadini, io amo dire il proletariato, sarà unito e si dà degli obiettivi, sicuramente si vincerà contro ogni forma di privatizzazione, perché a furia di privatizzare ci priveranno di tutto. Dopo, su quello che ha affannato che ha già corrotto, appena si finiscono gli interventi, l'associazione Il Mondo che Vorrei si esibirà con una performance sulla storia del Fortino Apache, Fortino Vigliena, e poi i nostri giovani artisti cantanti ci faranno ascoltare qualcosa dalla loro voce. Va bene, non andate via, e lancio un appello: organizziamo altre giornate come queste per far vivere Fortino Vigliena, anche la chiesa che lui ha fatto ristrutturare da poco. Un saluto a Padre Gennaro Lamura, che è stato il mio professore di religione alla scuola media. Allora, no, io solo una precisazione, cioè questa manifestazione dialoga con le istituzioni in maniera anche critica, perché noi crediamo nelle istituzioni. Le istituzioni dello Stato sono state fondate dalla Resistenza e hanno come riferimento la Costituzione italiana, quindi il tutto si deve sempre mantenere, caro Pasquale, e svolgere in questo ambito. Do la parola a Civitelli che me l'ha chiesto. Allora, lei sì, è doveroso. Allora vi salutiamo dalla gelateria Plinio che si trova a San Giorgio a Cremano, di fianco alla pizzeria Salvo, quindi dopo Pietrarsa a 500 metri c'è la gelateria, se avete gradito. Non andate solo dai nomi, andate via a coscienza di non guadagnare tanto e di fare un prodotto di eccellenza. Grazie. Io la ringrazio veramente di cuore. Anzi, gli chiediamo anche per l'anno prossimo magari di aggiungere qualche altra cosa, approfittiamone. Allora, brevemente, io come istituto di studi storici sul lavoro e sulla religiosità, però sono venuto con grande curiosità qui perché ritengo il forte di Vigliena, la storia della
battaglia, dello scontro che ci fu a Villena, estremamente rappresentativo della storia negata del Risorgimento meridionale. Anche i professori che mi hanno preceduto hanno poco evidenziato la specificità di quello che avvenne a Villena. Cioè Villena fu difeso dalla Legione Calabra, cioè da calabresi organizzati da un sacerdote, cioè hanno partecipato al Risorgimento non solo, come dire, il cardinale Ruffo o Riario Sforza, ma c'era anche una religiosità che si è schierata dalla parte della rivoluzione. E quindi mi chiedo, aristocratici, a Villena c'era un Giannuzzi Savelli, principe di Calabrese. Allora la domanda che io mi pongo: c'è un legame tra questi calabresi della Legione Calabra e i 10.000 calabresi che stavano nella battaglia del Volturno? Cioè, come dire, c'è una narrazione negata del Risorgimento meridionale? E allora qui faccio la proposta. Secondo me qui deve venire il Museo del Risorgimento di Napoli e del Mezzogiorno, perché questi musei sono stati finanziati in altre regioni e non possono essere finanziati qui. Io parlando prima con il professor Marotta ho detto: quando fu ideato l'Istituto di Studi Filosofici, io me lo ricordo, non ci credeva quasi nessuno, ma l'idea era buona e la battaglia è stata vinta. Allora qua bisogna fare una battaglia specifica, perché la mostra sul brigantaggio è stata fatta al Museo del Risorgimento di Torino, la mostra sul brigantaggio meridionale. Allora, attenzione a non incolpare gli altri di quello che è mancato, perché se i musei qui non ci sono a Napoli, il Museo del Lavoro, il Museo del Teatro, il Museo del Cinema, il Museo della Musica, è colpa dei napoletani. Allora la proposta che io faccio è di che voi portiate avanti insieme. Noi siamo maraviglia. Ora c'è Teresa di Villena. Vabbè, insomma, prima allora, lui ha commesso un errore, ha detto tu cioè, Padre Fulvio a Chiesa ha un ruolo fondamentale nel recupero poi vediamo dopo. Ok. Grazie innanzitutto a tutti quanti per essere intervenuti in questa manifestazione che va fatta ogni anno e anche forse farla più spesso. La memoria è una cosa importante perché noi siamo futuro, ma il futuro è anche che futuro, riqualificando. Io sono nata in questa zona, sono nata qua, in questo quartiere, nel palazzo di Budio. Mia mamma addirittura scendeva, aveva la spiaggia, c'era il mare, quindi si usufruiva di un bene comune. La cosa principale, importante, è il bene comune, è un bene che ci deve essere restituito perché ci è stato tolto, ci è stato rubato, ci è stato violentato perché c'è una violenza inedita. Ringrazio per questo momento, dico semplicemente quella che è la storia della nostra vita, perché noi siamo originari di Villena, di questo palazzo importante che affaccia su questo pezzo di storia, questo pezzo di cultura, di segno forte della nostra anche identità. È stato un pezzo di storia, ma è stato anche un pezzo di presente, perché è nato in questa zona, comunque anche se nel degrado ha vissuto questo luogo, l'ha vissuto come luogo di incontro, come luogo di gioco, come luogo di ritrovo. E allora è un segno importante anche per le nuove generazioni, non solo per chi ricorda la storia, ma anche per i figli di questo tempo. Comunque hanno camminato in questo luogo, lo hanno riconosciuto come luogo di aggregazione, pur non sapendo la storia forse, però lo hanno vissuto qui, sono entrati, hanno giocato, hanno vissuto anche di quella leggenda, di quel racconto che veniva tramandato, e questo è il tempo di restituire, no? La restituzione che però deve essere una responsabilità comune, non di alcuni, della Chiesa, delle associazioni, dello Stato, no? Tutti insieme
per la stessa causa, no? Per restituire quello che è un pezzo importante della nostra città, della nostra periferia, che da cultura, storia, passata e presente. E quindi l'impegno da parte nostra e di chi ogni giorno favorisce questo recupero, ecco, di lavorare costantemente insieme per il bene della nostra città. Io non sono mai associata e ringrazio te e anzi tutte le associazioni che ci hanno fatto conoscere il Fortino, perché noi conosciamo una montagna di terreno. Grazie. Vabbè, oltre al Fortino, insomma, le storie sono state tante, la centrale delle gambe elettriche, poi gas e ogni sorta di nefandezza. No, io dico proprio al padre Fulvio, io immagino la chiesetta del Rosario recuperata e ristrutturata, con un quadro del 600 recuperato, con un monumento del 700 recuperato, con la dogana che sta sia al ponte dei francesi. Insomma, noi avremmo fatto un pezzo di riqualificazione e avremmo anche sollecitato chissà quanti cittadini a fermarsi, a capire dove si trova. Io penso che possa essere, soprattutto alla vicenda della cappella che è più breve, un vero e proprio evento culturale, una cosa fondamentale. Ora chiediamo all'assessore De Ieso se vuole intervenire, vuole ascoltare qualche altro intervento. No, grazie. Sicuramente ascoltare è fondamentale, ma poi devi dare delle risposte sulla necessità per il territorio, per la comunità che vive questo territorio, che questo poderoso maniero debba essere recuperato. Io come cittadino, prima che da assessore, condivido pienamente questa cosa, lo rappresenterò al sindaco in maniera forte, perché se mi è stato detto di venire, di rappresentare l'amministrazione, io ho il dovere di riportare all'amministrazione le esigenze e le richieste del territorio. Questo farò e devo pure che lo condivido pienamente, perché questa realtà deve essere bonificata, deve essere riqualificata, è presidio storico e che deve essere ridata alla cittadinanza, alla comunità. Gli spazi devono vivere. Poi si vedrà anche se fare un museo del risorgimento, che è una bella idea, voglio dire, però l'importante è che anche le aree di pertinenza siano utilizzate e siano fruibili, per cui io posso assicurare, non è la mia competenza di assessore, ma lo riporterò al sindaco personalmente, perché se vengo qui rappresento l'amministrazione, io ho una sola faccia, non la voglio perdere, per cui la rappresenterò così come voi l'avete emotivamente rappresentato. Grazie. La ringrazio. Io penso che siamo prossimi, dal mio punto di vista, poi sarà una lettura ottimistica, a vedere avviati i lavori di recupero di del Forte di Vigliera. A deciderlo in realtà siamo stati noi e saremo noi, perché manca veramente poco. Abbiamo la legge che dice che deve essere recuperata e noi siamo per il rispetto rigoroso della legge. Abbiamo una rilevanza storica riconosciuta in tutta Europa, nemmeno a livello italiano. Abbiamo delle precise disposizioni che impongono il recupero conservativo del Forte di Vigliera. Quindi ci sono tutte le condizioni per recuperare il monumento e noi ci auguriamo di vedere quanto prima avviati i lavori. Ecco, questa vicenda del Forte ci insegna una cosa. Qui questa mattina non c'è solo, come dire, la sinistra ambientalista, tanti cittadini liberi, indipendenti, c'è un mondo, c'è la Chiesa Cattolica, ci sono credenti, non credenti, gente di diverso orientamento politico, si è unificata intorno alla questione del Forte di Vigliena e del resto storicamente è stato sempre così. Ci sono dei parlamentari della Repubblica e anche del Regno d'Italia che anche di diverso orientamento hanno posto problemi al governo dall'800 in poi di recuperare il monumento. Quindi se intorno ad alcune battaglie si ritrova una comunità, è fondamentale anche per il prosieguo di questo paese, anche per il prosieguo del Mezzogiorno. Vedo qui la professoressa Raila che segue le questioni del Mezzogiorno e dell'unità differenziata. Adesso, insomma, per questa insidia che incombe su di noi, si può ritrovare una comunità con tutte le distinzioni e le differenze. Ora, se c'è, mi pare che c'era il professore Terracciano per un breve intervento. Nicola, ok. Allora io vorrei innanzitutto dire a voi
viva voi che rappresentate la Napoli nobilissima dal punto di vista dell'impegno civile a stare qui stamattina sotto il sole. Voi siete la Napoli civile, innanzitutto viva voi. Poi viva Enzo Monreale, perché senza uomini di questo livello Napoli non avrebbe la dignità che possiede. Due cose che dobbiamo però guardare in faccia. Io ringrazio l'assessore Da Jesu, ringrazio il comune che ha mandato la corona, ma non possiamo tollerare che sulla terra, nelle città più importanti, c'è un assessore alla cultura e a Napoli non c'è un assessore alla cultura. È uno scandalo dal punto di vista proprio strutturale. Milano c'ha l'assessore alla cultura, Roma l'assessore alla cultura, Firenze l'assessore alla cultura e alla memoria cittadina. Quindi noi chiediamo a Da Jesu che prima che concluda l'amministrazione Manfredi nomini un assessore specifico alla cultura che si interessa. E due, che il comune dia esecuzione alle delibere del 1899 di un monumento ai martiri del 99 a Piazza Mercato. Ci sono 2 delibere con denaro, l'autore, lo scultore Enrico Mossuti, i disegni vanno solo trovati. Viva la Repubblica Napoletana del 99 e noi che li ricordiamo e onoriamo. E viva Enzo di nuovo! Allora, adesso la parola a Pasquale che ci ha tormentato tutta la giornata. Allora, io non sono il tormentone, allora assisterete adesso a una performance dell'associazione Il Mondo che Vorrei, che opera sul territorio della 6ª municipalità e anche della provincia di Napoli, portando un sorriso là dove non arriva il sorriso, nei posti dove tutti evitano, perché preferiamo tutti quanti di fare sempre le prime donne e i primi uomini e i primi ballerini. Diamo inizio alla danza. E manco noi ci arrendiamo a sta storia trascurata e abbandonata. La povera gente non si può né accattare e né spostare. Che si prega, parla dei figlioli e dei lavoratori, che non hanno la capo! Eppure noi oggi, in modo vero, fa sentire la voce a noi. Ma ci guardo più figli, rispondo E noi li spingiamo con la memoria, la fortuna viene, non si tocca! Fortuna Vigliena, quanta storia di indaschi in muratoia. Sto Fortini ci conta ancora che ha dato la vita per la libertà, con coraggio e dignità. A noi si fa male vedere che a poca volta Fortino perde spazio e rispetto. A storia non da fa posto a nessuno. E là da gente che ha da tenere rispetto per la storia Vigliena e Fortini. A Fortino non è un reino vagando. Vigliena è storia, è lotta, è coraggio, è orgoglio popolare. Vigliena, Ionussa. Vigliena, Ionussa, o Fortino non si tocca. Vigliena, Ionussa, o Fortino non si tocca. E non basta questa prepotenza, parlo popolo! Ancora un applauso, grazie per la diretta.
Napoli, non si accatta e non si prende. Secondo porta Napoli non saccia qua paese, e gli altari che fanno le spese si trovano in quantità. Un bello giorno secco te sei pure ditta fatta, la cosina ha fatto strada, io penso io vado a stare. Ma sta puntando, stanno ancora con manna fa, no, niente c'è poco, si fanno avanti stiamo. Si sono migliaia di bruttette, ma chi ci si mette, ma niente può fare, e tutto ponte Napoli, ma nessuno che può portare. Chiamo portato in America, chiamo portato in Giappone, ma l'Europa ci fa ragione, dice meglio che resta qua. Allora va in Germania, va in Francia, in Inghilterra, quando scena da guerra, quando gira da bere. Ma da lontano, stanno ancora con manda fa, no, niente c'è poco, fa Napoli non stiamo. Si sono migliaia di progetti, ma ci si mette, ma niente può fare, e tutto ponte Napoli, ma nessuno che può portare. Quando un ingegnere viene, non mi capisco, gente fanno, come viene, se ne vanno, ma per tornare. Chiamo di raccomando, non scastrati, stendete, chiamo spartere con una neve, piezza, e poi torna ancora. Se così che non parla quando è una bella canzone con tutta la passione si arriva a cantare, per tutto il mondo nato, in tuo cuore si può portare. Grazie.